Ciao ragazzi, benvenuti in questa terza puntata della serie Creo il mio sito da zero. Oggi ci occupiamo dei contenuti della home page utilizzando e sfruttando semplicemente Gutenberg per vedere una metodologia di lavoro. E naturalmente, siccome all'interno del mio sito alcuni contenuti in home page sono ripetuti, ovviamente non staremo lì a perdere tempo a farli tutti, cerchiamo di capire come possiamo strutturare il grosso della faccenda. La prossima lezione invece andremo a sistemare lo stile e andremo anche a implementare magari l'anteprima del blog che faremo magari direttamente a codice con un loop custom. Adesso vedo un attimino come fare, però cos'è che dovete fare voi prima di iniziare? Dovete iscrivervi al canale, lasciare un bel like, supportarmi così facciamo tanti altri bellissimi video. Sigla! Avete fatto? Grazie millissime. Allora, andiamo. Quindi questa qui è la situazione in cui ci troviamo adesso. Abbiamo già fatto una piccola strutturina, utilizzeremo dei contenuti ovviamente fittizi, andiamo a vedere già velocemente questa pagina da modificare, andiamo a vedere cosa nel sito originale dobbiamo portare a casa come situazione. Allora, qui avevamo inserito questo blocco Gutenberg, che è il blocco media testo, e qui abbiamo questa situazione qua che si viene a creare, che è il testino qua piccolo, poi abbiamo questo titolo, un po' di testo e una call to action. Allora, per fare questa sezione ovviamente è tutto abbastanza semplice. Andiamo qui un attimino, andiamo a prenderci un piccolo paragrafo che mettiamo qui, cosa c'è scritto? Web design, tipo facciamo web design, poi andiamo ad inserire questo titolo, servizi completi per siti web professionali. Non mi piace tanto scrivere direttamente in maiuscolo, mi piace di più comunque che poi questa cosa venga forzata dal foglio di stile, ma insomma, so pipponi, visto che stiamo giocando. Andiamo a prendere questa scritta progettazione, bla bla bla, Tizio Caio Sempronio, faccio siti io, se fate. Ok, andiamo a metterla qui, perfetto, e poi andiamo a crearci una call to action direttamente con il pulsante che dovrebbe già uscire abbastanza simile. Pulsante. Cazzo, ho scritto nel pulsante siti web, ok, allora mettiamo che ne so, siti web e andiamo a fare un link a caso, un link provvisorio, applichiamo, ok. Allora, se vado qui, oltretutto ho visto che la mia struttura è un po' più larga l'immagine, quindi potremmo portarla più o meno così, vediamo. Faccio aggiorna e vediamo cosa succede. Quindi, ecco qua, vedete? Abbiamo la nostra bella strutturina che è già bella e pronta, perché abbiamo sfruttato Gutenberg ovviamente per fare questa cosa. Il pulsante è già bello funzionante e vi ricordo che stiamo lavorando col mio tema free, quindi tutte le cose che sto facendo io sostanzialmente le potete fare molto velocemente anche voi. Allora, da qui a qui abbiamo una settantina di pixel, quindi io andrei a crearmi un blocco spazio da 70 pixel. Ok, poi andrei a prendere questo intero blocco e andrei a duplicarlo e spostarlo giù, quindi dopo lo spacer. Lo andrei poi a accoppiare ulteriormente, però prima mettiamo un altro blocco spazio. Ok, perché non me lo fai? Vorrei un altro blocco spazio qui, ok, sempre da 70 pixel. Benissimo, prendiamo questo qua e andiamo a duplicarlo una terza volta e lo portiamo sotto i due blocchi. Benissimo, quello centrale va girato dall'altra parte e se non ricordo male abbiamo anche i testi con allineamento differente, quindi vado qui e vado ad allineare il testo dall'altra parte, vado qui, allineo il testo dall'altra parte, testo a sinistra e il pulsante, vediamo se si può mettere a sinistra. Allinea a sinistra, no, è già allineato a sinistra, cosa sto dicendo? Allinea a destra, lo mette di qua, vediamo come si comporta. Forse il pulsante mi darà qualche problema, qualcosina da sistemare. Vediamo un po'. Ok, fatto. No, è andato. Ok, madonna, quanto bene ho fatto quel tema quella volta. Qualsiasi cosa faccio si arrangia. Ok, vedete? E fino a qua siamo arrivati, Cioè, voglio dire, adesso mi basta solamente andare a copiare i contenuti e mettere i contenuti, quelli reali, dove c'è stata fatta una scelta, un'ottica SEO, tutte quelle robettine lì. Qui abbiamo una situazione pressoché simile con questa, adesso magari proviamo a ricreare quest'area qui velocemente, ok? Poi abbiamo una ripetizione della struttura sopra che vedete non cambia assolutamente niente, abbiamo solamente dei ridimensionamenti un po' più piccoli, però qui andrei anche a fare questo giochino qui con l'ombra, mi piacerebbe fare, ok? Farvi vedere come si può fare.
E poi qui abbiamo la sezione chi sono e bla bla bla, e abbiamo ripetizioni. Questo è un blocco a 2 colonne, ok, qui abbiamo un'altra ripetizione e qui abbiamo il blocco del blog con l'anteprima. Ok, perfetto, andiamo a vedere. Allora, questo è fatto. Qui adesso siamo arrivati, andiamo a mettere un altro bel blocco spacer, così siamo a crearci un altro spaziettino. Dopodiché, allora, abbiamo la necessità, queste qua mi sembra che erano già anche col contenitore all'interno. Vediamo, avanzate, avevamo il content, fantastico. Adesso il prossimo blocco che vado a fare è il blocco cover. Il blocco copertina o cover, che dir si voglia, il cover è aristocratico. Allora, il blocco copertina crea un file immagine e video, scegliere uno dalla tua libreria di media. Va bene, io vado alla libreria di media e mi vado a pigliare un'immagine per lo sfondo. Mi ero scelto questa, ok, faccio seleziona, vado a prepararmi questa immaginina che per qualche motivo che ignoro, ok, qua mi dà la larghezza ampia, così vedo un po' meglio, benissimo. Allora intanto faccio aggiorna e vediamo cosa ne esce. Ci sei, eccola qui, boom, perfetto. Ho un contenitore in mezzo alle balle, devo capire che cos'è, vediamo un po'. Come mai non va a piena larghezza? No, quello è lo spacer, questo qui. Allora, cosa c'è che gli dà fastidio? Avevo messo un contenitore, ma mi ricordo sta roba del contenitore. Sì che c'è un contenitore. Full, il div full, perché abbiamo un div full qua? Vediamo se questo div full che cosa che mi rompe le balle. Presumo che questo div full, che se vado a eliminare, vediamo, amico, vattene. No, devo trovare il modo di portare questi elementi al 100%. Quindi c'è sicuramente qualcosa che mi sta rompendo le balle, a meno che non sia finito tutto dentro un contenitore che però non vedo. E questo qua sei tu? Ah, eccolo qua, fluid. Se io tolgo questo, ok, gli elementi vanno esattamente dove devono andare al 100%. Ok, devo togliere quello a codice. Perfetto, va bene, però intanto posso prepararmi la struttura, tanto le dinamiche del codice le possiamo sistemare, ben detto, la prossima volta. Ok, fantastico, bene, allora, quindi questi rimangono contenuti perché hanno ovviamente la loro dinamica. E invece questo qua lo dobbiamo andare a sistemare. Allora, la prima cosa utile alla causa ovviamente è quella di andare a mettere una copertura e poi possiamo mettere un titolo, un testo e il resto. Allora, vediamo un po', vado qui e andiamo in prima battuta non a inserire un titolo, ma andiamo a crearci, vai via, dove sei? Andiamo a crearci un blocco gruppo, ok, perché a questo blocco gruppo voglio dare il content in maniera che questi elementi siano comunque contenuti dentro il blocco che è full size. Quindi qui a questo punto vado a prendermi il testo. Ehi vecchio, hai visto il mio canale YouTube? Ehi, voi l'avete visto il mio canale YouTube? Porca cicciona, come no? Bene, allora questo è un titolo. Facciamo lasciamo H2 e andiamo a fare un allineamento centrato del testo. Poi abbiamo questo testo qua. Devo andare ad inserire, facciamo qua, andiamo a metterlo qui, anche questo qua è già bianco, quindi benissimo, andiamo ad allineare il centro anche questo, molto bene, e poi qua sotto andiamo, che cos'è questo? Un più gigante perché, allora qui andiamo a mettere un blocco spacer e creiamo un po' di spaziettino, penso una trentina di pixel, mi sto bene, e poi qua andiamo a fare il pulsante con scritto iscriviti al canale. Voi vi siete iscritti al canale? Iscriviti al canale. Questo qua mi sa che dovrò sistemarlo un attimino, può essere, però tutto da vedere. Vediamo se riusciamo a allinearlo al centro, perché non ha il coso per iscrivere al centro. Vado qui, ok, qua, ok, blocco qua, allinea al centro, vediamo cosa ne esce. Però devo mettere il link anche, tac. Apri una nuova scheda perché ovviamente è un link assoluto, facciamo aggiorna, vediamo un po', oppa, eccoci qua, perfetto, ci abbiamo tutto. C'è da sistemare questo testo qua, ovviamente, sì, per forza di cose. Forse ci basta aggiungere una classe, vediamo un attimino. Forse mi basta aggiungere una classe, però c'è una cosa che invece devo assolutamente sistemare, ed è al di là del full qui che dobbiamo togliere, devo andare ad inserire una copertura. Ok, quindi torno sul blocco qui iniziale e andiamo
a mettere intanto il sfondo fisso, che così abbiamo l'effetto, vedete, e poi andiamo a mettere una sovrapposizione di colore, vediamo, nero, e opacizziamo, ok, scuriamo, giusto, in maniera che sia leggibile, no, magari 90 no, 80 ci può stare, tac, tac, molto bene, ok, perfetto, molto bene, e anche qua ci siamo. Allora, adesso abbiamo questa sezione qua dei progetti realizzati. Allora, questo qui l'ho fatto in 2 colonne per non rompermi le balle, per avere proprio questo effetto qua. Quindi come possiamo fare a gestire questa? Beh, allora, intanto anche in questo caso vi consiglio sempre di mantenere continuità con quelle che sono le dinamiche degli spazi. Beh, magari 700 anche no, che dici? Poi qui andiamo a prenderci questo qui e andiamo a prendere un blocco colonne, vediamo, colonne, facciamo un blocco a 2 colonne, no, forse prima mi conviene fare un gruppo. Allora faccio un gruppo che vado a centrare, quindi rimuovi blocco, vado di qua, faccio un bel gruppo, ok, che vado a centrare, gli dico ehi tu gruppo content e gli dico anche fade, così mi fa l'effetto di apparizione. Tutte queste classi qua, ragazzi, vi ricordo, sono presenti all'interno del mio tema, quindi dentro il mio tema, se volete fare un contenitore da 1160 margin 0 auto che poi è fluido, dovete usare la class content. Se invece volete l'effetto di apparizione del singolo elemento, basta aggiungere la classe fade, né più né meno. Allora, fin qua ci siamo arrivati. Adesso dentro questo qui, che è piazzato perfettamente, vado a crearmi 2 colonne. Le 2 colonne le voglio al 50% e siano qui. In una di queste colonne vado a mettere l'H2, quindi qui metto un bel titolo H2 o H3 o quello che è, e in questa qua invece vado a mettere ehi amico, io il mio tema di collaboratori, facciamo tante robe per te, cosa stai aspettando? Aggiorniamo, andiamo di qua, tic tac, boom, e abbiamo fatto anche questo. Avete visto che è apparso, ok? Tutta sta roba qua ovviamente è responsive, per ovvi motivi. Vedete, questo era il giochino che volevo fare, non volevo avere il blocco che fosse troppo invadente. Bene, benissimo, benissimo, benissimo anche qui. E adesso andiamo a mettere un altro spaziatore. Questa volta lavoriamo direttamente dentro i blocchi che stiamo facendo, quindi devo lavorare all'interno e devo anche verificare di esserci all'interno del gruppo. Quindi come faccio a saperlo? Beh, vado semplicemente qui, apro e vado a vedere, abbiamo lo spazio gruppo, vedete che mi dice che non è dentro gruppo questo, quindi potrei andare a tirarlo su, cacciarcelo qua dentro, e adesso dovrebbe, in teoria, questa è la parte dove si gioca un po' meno bene con Gutenberg, devo dirvi la verità, perché se questo è il mio gruppo, io vedo che lo spacer non ce l'ho, vedete? Ho le 2 colonne, mettere gli elementi lì dentro non è facilissimo. Vabbè, a parte che nessuno mi vieta di fare un altro gruppo, voglio dire. Quindi io potrei adesso effettivamente andare a farmi un altro gruppo e sbattermene anche le balle, e anche a questo gruppo qui gli vado a dire content fade, così appare per i cazzi suoi. E all'interno del gruppo, beh, a parte che qua potevo usare anche un blocco media testo direttamente, no, via gruppo, dai, troviamo sempre delle soluzioni che siano più performanti possibili. Ehi, vattene, gruppo. Allora, no, torniamo indietro, via gruppo, tu qui, fuori dalle palle, rimuovi il blocco, ok, allora, media testo, e va bene, libreria media, vado a caricare, prendo l'immaginina a caso come ho fatto prima, e in questo qua, aspetta che prima però media testo gli devo mettere il content, yes, il content è fade, ok, così me lo duplico già con l'effettistica, e qui vado a prendermi i contenuti che altro non sono che, vabbè, la scritta 01, che anche lì si tratta solamente di formattare, poi alla fine scritta 01, la scritta nome azienda, senza qui fa pubblicità ai miei clienti, nome azienda, che giustamente non l'avete vista, no? Azienda, gli chiederò un corrispettivo della pubblicità che sto facendo. Benissimo, e poi andiamo a prendere sito realizzato con il mio tema super premium, oh yeah, andiamo qua, tac tac, yeah, qui mettiamo un po' di spazio, beh vabbè dai, intanto mettiamo direttamente un pulsante a mettere gli spazi, si fa sempre in tempo, pulsantone, ok, vai al sito, molto bene, link, ciao,
link assoluto, fuori dalle balle, see you next time. Benissimo, andiamo di qua, cic ciac, tac, fatto anche questo, perfetto, ottimo, molto bene. Quindi anche in questo caso poi mi basterebbe andare a duplicare questi 2 o 3 volte, eccetera. L'ultima cosa che però vi voglio mostrare oggi, poi qua mi fermo, è come creare sta ombrettina qua. Ok, allora intanto vado a ispezionare sto elemento qua e devo andare a capire come applicare e dove soprattutto, vedete? C'è qui una, intanto mi vado a prendere il codice dell'ombra, la salvo, e questo codice qua, img shadow, potrei fare una cosa di questo tipo. Allora, vado nella sezione aspetto, personalizza, dove c'è il CSS aggiuntivo, e mi vado a copiare questo codice per l'ombra. Ah, non ho ancora scritto un cazzo qui, vabbè. Dopo ovviamente messo qui, ho messo all'interno punto, lo chiamiamo punto shadow, dai, va là. Ho messo all'interno comunque del foglio di stile, secondo me sempre meglio metterlo nel foglio di stile, se il tema è vostro naturalmente, però poco mi cambia. Aggiungendo questo facciamo pubblica, in teoria mi dovrebbe bastare, anzi cos'era, shadow img, sì, img, perché è l'immagine che si trova dentro il blocco, quindi dovrei dire, ehi, se c'è un blocco che si chiama shadow img, pubblica, quel blocco gli fai l'ombra all'immagine, cioè se io vengo qua, prendo il blocco e gli dico ehi, tu che già ti chiami così e colà e tizio, la immagine che è al tuo interno mi aggiungi anche le classi shadow. Quindi se faccio classe shadow qui, ok, e vado a visualizzare il risultato, lui ovviamente mi andrà a implementare il pezzo. Di conseguenza poi con lo stesso principio di prima prendo questo qui, lo vado a duplicare, prendo questo qui, lo rivado a duplicare, prendo quello in mezzo, lo giro dall'altra parte, ok, in questo caso vedete che è 50 e 50, vediamo se abbiamo anche il testo che è spostato a sinistra per continuità, quindi facciamo 2 e lo metto dall'altra parte, nome azienda lo metto dall'altra parte, Tizio Caio lo metto dall'altra parte, e il maledetto pulsante lo metto, che non mi ricordo mai dov'è, qua, lo metto dall'altra parte, benissimo, e l'abbiamo fatto, e questa è la terza azienda, hanno tutti l'ombra, il fade e tutto il resto, sono tutti appiccicati presumibilmente tra loro, ovviamente sì, vedete, ah qui c'è questo problema qua, ma vabbè, basta toglierlo quel coso lì o spostarlo dall'altra parte, va bene, ok, mi basta andare a mettere 2 spaziatori, quindi ne prendo uno qua, spaziatore, da 70 sempre, che male non fa, ok, no, perché me l'hai messo lì, sei scemo? Allora, uno qua sotto, ok, e ce l'abbiamo, poi duplico e lo vado a portare, perché no 2? Ah, perché mi è rimasto uno di prima? Allora, questo lo metto qui, ok, duplico, e questo lo metto qui, e in teoria dovremmo esserci. Molto bene, vedete? Fa che bene? Ottimo, ottimo, ottimo lavoro. Ok, cosa abbiamo poi? Fatemi vedere. Ah, la parte in cui chi sono, vabbè, queste qua sono semplici ripetizioni, ragazzi, del blocco che già abbiamo fatto. Voglio dire, adesso potrei ripetere questo blocco qui e modificare i contenuti per arrivare a questo qui. Qua abbiamo un blocco 2 colonne, quindi la stessa cosa che abbiamo fatto prima, solo che riempiamo sia una che l'altra colonna, e anche in questo caso fine del problema. Molto bene, e allora, bene, allora noi ci fermiamo e la prossima settimana andiamo a fare invece questo blocco, ok? Andiamo a fare il loop custom per recuperare l'anteprima del blog e andiamo anche a sistemare 2 o 3 robe di CSS velocemente. Grazie mille per avermi seguito, ragazzi, vi auguro una buonissima giornata, noi ci vediamo settimana prossima con la 4ª lezione di Creo il mio sito da zero. Ricordatevi di iscrivervi al canale che sono fighe ste lezioni qua. See you next time!